Si è svolta domenica 7 marzo nei pressi della condotta Fanaco-Madonia Ovest a Passo Funnuto nel territorio tra Casteltermine e Campofranco una manifestazione unitamente ai cittadini del luogo organizzata dal Movimento Gran Sicilia con in testa Enzo Cassata, presidente, collaborato da Agostino Emmondi e dal portavoce Sebastiano Intelisano per la grave perdita idrica che da diverso tempo si verifica nella condotta. Adesso la stessa non perde più acqua, un successo ottenuto con l'azione costante di denuncia ai vari livelli che il Movimento Gran Sicilia ha ottenuto vincendo nei confronti della mala gestione dell'acqua pubblica. Dalla condotta spirtusata da qualche giorno non fuoriesce più acqua. La stessa, a detta del presidente Cassata, non è stata riparata, ma per zittirci, visto il clamore della protesta che abbiamo suscitato con la denuncia del movimento, hanno pensato solo di chiudere il tratto interessato. Noi, continua Cassata, saremo vigili e testimoni affinché non si abbiano a ripetersi questi sprechi di acqua e batterci sempre di più per i diritti dei siciliani. Siamo con il presidente Enzo Cassata di Gran Sicilia. I risultati della manifestazione di domenica per la perdita di acqua a Passo Funnuto. Noi abbiamo voluto incontrarci con i rappresentanti di altri gruppi e con naturalmente i nostri rappresentanti in varie cittadine siciliane a Passo Funnuto, tra Casteltermine e Campofranco, all'altezza della condotta idrica Fanaco-Madonia Ovest, che da più di un anno perdeva acqua. Si saranno persi migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua. Bene, dopo l'iniziativa e l'insistenza di Gran Sicilia, questo fenomeno siamo riusciti a bloccarlo. La condotta non perde più acqua. Questo è un grande risultato di Gran Sicilia, però continueremo a vigilare perché non vogliamo che sia la furbata di persone che amministrano la cosa pubblica da privati, quindi chiudendo temporaneamente la condotta e non ripararla in maniera duratura. Bene, Presidente, un obiettivo che sicuramente vedrà anche il prossimo futuro tra quelli di Gran Sicilia? Sicuramente, Direttore, noi abbiamo attenzionato il problema, il fenomeno acqua in Sicilia, quale elemento essenziale della vita dei cittadini siciliani. Noi sappiamo che l'acqua è un bene prezioso e va tutelato dalla mala gestione, dalla carenza di controlli da parte delle istituzioni che invece dovrebbero attenzionare i problemi che girano intorno all'acqua, che sono molteplici. Io voglio ricordare tra i più importanti certamente la mancanza di depuratori nell'Agrigentino e nel Basso Nisseno. Queste sono delle carenze non particolarmente attenzionate dalle istituzioni e invece Gran Sicilia svolgerà un'azione vigile e costante affinché questo problema, in generale acqua, venga ricondotto semplicemente alla normalità. A noi le riflessioni: Gran Sicilia deve rimanere vigile, attento agli interessi e ai bisogni dei cittadini di questa terra. Noi non abdicheremo.